Diciamo intanto che è un progetto che è iniziato nel 2017 a Pordenone con 1200 alberi piantati, ne abbiamo fatti seguire poi nel comune di Morgano, una zona molto sensibile dove c'è il Sile, per chi non dovesse conoscere quell'area, e lì un altro migliaio di alberi. Oggi siamo qui a Treviso con 1500 alberi, chiuderemo il progetto nel 2020 in provincia di Vicenza con altri 1200 alberi. L'evoluzione del progetto è stata l'idea che è nata in azienda quest'anno, quella di dedicare anche agli studenti un'attenzione particolare con una proposta progettuale che deve partire da loro. Chi si aggiudicherà un'idea ambientale migliore nelle scuole trevigiane si porterà a casa 100 alberi. Quindi i sindaci dei comuni dove ci sono le scuole vincitrici, la scuola vincitrice potrà decidere se piantare quelle 100 piante all'interno delle scuole oppure nelle piazze del comune. Quindi un'evoluzione interessante per coinvolgere anche i giovani e cominciare a farli ragionare sul tema dell'ambiente, sulla sensibilità all'ambiente. Sindaco Conte è un'amministrazione, la sua, che conta molto sull'ecosostenibilità, ma si focalizza anche su questo quartiere San Giuseppe. Sì, al di là degli estremismi, al di là delle appartenenze politiche, la nostra è un'amministrazione che ha portato avanti e sta ottenendo dei risultati sul tema ambientale straordinari e sfido chiunque a dimostrare che qualcuno ha fatto meglio di noi, ma questo non per ricevere dei grazie o dei complimenti, ma semplicemente per dimostrare che tutti i sindaci hanno a cuore l'ambiente in cui viviamo e tutti i sindaci prima di abbattere un albero ci pensano 10 volte a soluzioni alternative. Questo lo dico perché a volte bisogna anche un po' smorzare quell'estremismo che i cittadini ti manifestano se un albero viene potato o addirittura tagliato. Se lo si fa è perché c'è il rischio di caduta e c'è il rischio dell'incolumità delle persone che frequentano la città. Oggi portiamo a casa un risultato importante, un bosco di 1500 alberi in un quartiere forse quello più sofferente da un punto di vista ambientale, perché passa la tangenziale, la Noalese, e per la presenza dell'aeroporto. Un segnale importante che arriva alla conclusione di un percorso straordinario fatto insieme al presidente Stefano Busolin di Ascotrade, che ringrazio perché lui è la dimostrazione di come una società pubblica può investire con un occhio al bilancio e un occhio al servizio ai cittadini e alla qualità dell'ambiente in cui viviamo.